Autonomia marcia ingranata e la maggioranza gialloverde preme sull'acceleratore. Approvata da Camera e Senato su richiesta dei capogruppo di Lega e Movimento 5 Stelle una risoluzione che impegna l'esecutivo a garantire maggiore autonomia a Veneto e Lombardia in piena attuazione dell'articolo 116 della Costituzione. Un'accelerata accolta con entusiasmo dalla ministra per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, che sottolinea la chiara volontà del governo di arrivare all'attuazione del regionalismo differenziato sia per chi ha già formalizzato la richiesta di autonomia sia per le regioni che ancora devono farlo. E nella discussione allora si inserisce la Toscana, il cui presidente Enrico Rossi obietta che una maggiore autonomia va data a tutte le regioni che chiedono l'allargamento delle prerogative previste dalla Costituzione e considera poco realistica la richiesta di trattenere i 9 decimi delle tasse combinata alle 23 materie, tanto cara al Veneto e al presidente Zaia. Se Rossi della Toscana vuole l'autonomia non fa altro che chiederla. Ricordo che il Veneto non è che si è svegliato un anno fa, il Veneto aveva già presentato nel 2007 una richiesta. Il passo avanti della maggioranza comunque con ogni probabilità rientra nelle concessioni reciproche che Lega e Pentastellati stanno mettendo in atto nell'ambito del DEF per salvaguardare quell'equilibrio delicatissimo sui rispettivi elettorati dalle sensibilità indubbiamente molto diverse. Il Carroccio vorrebbe tutto e subito, i 5 Stelle pare preferiscano un percorso più graduale. Sul fronte opposto le obiezioni soprattutto sull'aspetto dei criteri da adottare per concedere le maggiori competenze richieste, come quelle sollevate dal presidente della regione toscana. Il presidente Rossi e la Toscana hanno avuto esattamente 17 anni a disposizione per fare la richiesta. Se ancora non l'hanno fatta, la facciano, perché comunque le porte sono aperte a tutti.